Una buona giornata, bentrovate e bentrovati. Oggi martedì 17 giugno siamo qui in prima edizione insieme fino alle 13:30 come sempre a raccontarvi cosa succede nel nostro territorio. Come sempre sarà la cronaca a tenere banco anche in questa giornata. Saremo collegati dalle varie province per raccontare come e quali sono stati gli esiti del maltempo di ieri, con forti raffiche di vento in tutto il Veneto e forti e intense piogge. Tantissimi gli alberi caduti e oggi si comincia una prima conta di danni, ma soprattutto andremo a vedere come sono cambiati alcuni territori e necessariamente ci ricollegheremo tra pochissimo con Borca di Cadore. Per noi Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi ancora lì per documentare quanto sta accadendo. C'è attesa per la riapertura della Lemagna, ma poi uno sguardo a Malcontenta. Siamo nel veneziano, andiamo intanto sul Gazzettino. Vediamo intanto quanto successo nella notte. La cronaca ci porta appunto nella frazione di Malcontenta. Una donna di 67 anni è morta soffocata da un incendio, probabilmente è stato un cortocircuito, ma sono ancora in corso le indagini degli inquirenti per capire che cosa abbia scatenato nella casa della signora l'incendio che appunto l'ha soffocata e purtroppo la 67enne non ce l'ha fatta. Per noi lì sul posto la nostra Ilaria Marchiori. Ma come dicevo, un ampio spazio dedicato al maltempo di queste ore. Allora, prima di collegarci con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi da Borca di Cadore, da Cancia, vediamo la ricostruzione nel servizio di Christian Arboit della giornata di ieri proprio lì. Sono le immagini girate dall'alto dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco a circoscrivere il fronte dell'emergenza, a raccontare di una strage sfiorata ai piedi dell'Antelao, con un fiume di fango, massi e detriti che ha letteralmente sommerso il cuore della frazione di Cancia. Uno scenario lunare, quello che si sono trovati davanti i residenti e soccorritori, che ha portato alla chiusura della strada statale 51 di Alemagna, isolando Cortina e paesi limitrofi dal resto della Valle del Boite. Una frana storica che si è riaperta poco dopo le 11 di sera a seguito di un nubifragio violentissimo. Erano quasi le 11:30, poche parole, proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa. Ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Da ieri sera alle 11:30 siamo mai andati a dormire, abbiamo cercato di pulire subito perché come vedete questa cosa è, se si asciuga è intoglibile, è un disastro. Una corsa contro il tempo. Sì, se vuoi tenere le cose un po' decenti, sì, poi piove di nuovo e bisogna tenere il più pulito possibile, che se dovesse venire speriamo di avere qualcos'altro giù, siamo più preparati, insomma almeno è tutto pulito. Almeno 3 le colate detritiche che si sono sviluppate a valle, mentre in quota così si presenta la briglia di tecnologia nipponica alta 10 metri progettata dalla provincia per distruggersi nel caso di frana e dissiparne l'energia. Distrutta è distrutta, ma tanti massi sono comunque caduti e andati oltre, rotolando giù inesorabilmente. Diverse le auto rimaste intrappolate nella morsa del fango. C'è chi, come Michele, ha deciso di lasciare la propria abitazione. Ingentissimi danni. Il tempo sta peggiorando e ci hanno avvertito comunque che non è sicuro stare con questo tempo e quindi quando incominciava a piovere dovevamo andare via, ecco. E allora torneremo domani sperando che sia meglio il tempo. Avevamo una macchina, un furgone e una macchina non si trova più, il furgone spunta e si vede il tetto, ecco. La memoria collettiva è subito andata quella maledetta notte del luglio 2009, quando una frana simile, ma forse meno potente, travolse la villetta di Giovanna Belfi, 82 anni, e del figlio Adriano Zanetti, 63, uccidendoli. Da allora numerosi gli interventi, capofila la provincia. C'è chi dice che non hanno funzionato, chi invece afferma che sono serviti a evitare il peggio e non manca la polemica. Altro
altro capitolo il sistema d'allarme che non avrebbe funzionato correttamente. La sirena è stata udita quando il fango era già ovunque. Noi a casa non l'abbiamo proprio sentito, l'abbiamo sentito dopo quando eravamo già fuori di casa. Quindi l'allarme, adesso non lo so se doveva partire prima o cosa, però mi dicono che non ha suonato, noi non l'abbiamo sentito solo dopo che la frana era già scesa. A Cancia si è sparato senza soluzione di continuità, tutti si sono tirati sulle maniche, sul posto il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin che torna ai giorni difficili del 2009. Fino al 2009 questa frana era di competenza della regione, poi ci fu un evento in luglio del 2009 provocò 2 vittime, io ero presidente della provincia, il comitato frazionale chiese che se ne occupasse la provincia e quindi la regione affidò alla provincia la competenza su questa frana. Da allora la frana è stata gestita dalla provincia e quindi io sono qui come assessore della protezione civile per dare supporto di protezione civile al sindaco. Ovviamente sulla frana, sugli interventi che sono stati realizzati non sono in grado di dare nessun tipo di giudizio o opinione. Nel primo pomeriggio ancora pioggia e nuovo allarme, questo angolo di Cadore resta senza pace. Andiamo anche a montare contemporaneamente il mio gas dove eravamo. Allora colleghiamoci proprio in diretta da Borca di Cadore, vedo già collegato il nostro Fabio Fioravanti. Fabio, com'è la situazione questa mattina? Buongiorno. Cancia il giorno dopo, tanti volontari che stanno cercando di riportare alla normalità. Siamo con Massimo Zanella che è il responsabile della protezione civile di Belluno, siete con una decina di unità mi diceva. Sì, buongiorno, sì, siamo noi del gruppo comunale, siamo 10, dopo abbiamo altre associazioni, Ana Belluno, Ana Feltre, Voltago, Monte Belluna, Antelao, per circa una cinquantina di volontari. Quindi qui gli alpini abbiamo festeggiato a Conegliano non più tardi 2 giorni fa, oggi come al solito sono al lavoro per chi ha bisogno. Esatto, come tutti i volontari poi. La situazione com'è? Ma la situazione, ci sono delle case dove adesso stiamo anche lavorando. Stiamo vedendo tra l'altro la squadra impegnata perché avete svuotato un garage che mi diceva era completamente pieno. Il garage era completamente pieno, da quello che ci hanno detto ce n'è un altro più monte sempre occupato. Mancano più mezzi. Ci vorrebbero mezzi più piccoli, cioè mezzi piccoli nel senso tipo escavatori piccoli, non tanto grandi perché non riusciamo a spostare massi di quelle dimensioni. Si vede perché stanno togliendo i massi a mano uno per uno praticamente, esatto. I sassi grossi. Esatto. Quelli che riusciamo li spostiamo a mano, dopo chiamiamo la ruspa. Anche perché questa muraglia che si è creata, un po' come quando si spala la neve che si fanno sui 2 lati della strada, si fanno i muri di neve, però la neve poi si scioglie. Qui il problema, se Stefano viene un attimo a far vedere, questa massa una volta che si solidifica diventa, diventa quasi cemento, perciò sarà molto più dura a spostarla, perciò noi dobbiamo spostarla verso molto velocemente. Quanto tempo avete per riuscire a farlo in maniera umana? È indefinita, non lo sappiamo. Sappiamo quando cominciamo, ma non sappiamo quando finiamo. No, ma è il tempo in cui si riesce a lavorare coi badili su questo tipo di materiale? Un paio di giorni, dai, penso un paio di giorni, non di più, perché è tanto bagnata. Per fortuna? Per fortuna sì. Perché se il sole, adesso qui siamo sotto il sole, se il sole picchia e la solidifica è una tragedia. Diventa molto più difficile, sicuramente. Voi avete un qualche programma di lavoro? Sapete qualcosa? No, noi continuiamo finché dobbiamo, vediamo per domani come prosegue e vediamo anche l'avanzamento dei lavori. Ma l'obiettivo quindi sarebbe di portare via tutti i 20.000 metri cubi che sono andati a Cancia? Cancia, scusi. Noi li spostiamo, noi li portiamo via perché non abbiamo i mezzi, insomma, non sappiamo neanche dove metterli. Perché c'è il problema anche proprio di dove portare questa mole enorme, che ricordiamo c'è il problema dei 20.000 metri che sono arrivati a Cancia, ma poi stanno svuotando già, mi diceva, i luoghi
gli spazi creati apposta per mitigare. Intanto vedete, questi sono i mezzi con cui si stanno spostando i sassi, quelli piccoli di cui parlavamo. Ci sono 30.000 metri cubi che sono per fortuna rimasti a monte, e quello spazio va svuotato, perché mai dovesse esserci fra un mese, fra 6 mesi, fra un anno un altro smottamento, quegli spazi devono essere vuoti per fermare di nuovo, giusto? Esatto. Quindi è un lavoro enorme. Diciamo di sì, dai, non è male. Lei quando è arrivato si aspettava quello che ha trovato? Anche no, perché verso il centro comunque noi siamo partiti dal centro e ne abbiamo trovato tanto materiale. L'allarme quando è scattato? Quando è stato? Oggi è martedì, giusto? Cos'è stato? Domenica? Deve chiedere a qualcuno. A che ora siete arrivati? Siamo arrivati questa mattina alle 6. Ah, voi siete qui? Ah, era per voi da oggi. Allora, abbiamo raccontato un po' con la squadra di Belluno quello che stanno facendo. La frana di Cancia è stata data in gestione su richiesta degli abitanti dalla Regione Veneto alla provincia di Belluno. Ci sono polemiche, lo ricordiamo, perché gli allarmi non sarebbero scattati, le sirene non avrebbero avvisato gli abitanti, c'è perplessità anche sulla tenuta dell'impianto di mitigazione della frana, perché abbiamo detto 30.000 metri cubi, ma pensate se fossero venuti a valle anche quelli, forse il paese non ci sarebbe più. Si sono fermati, ma 20.000 metri cubi sono arrivati a valle, e ci si domanda perché non si è riuscito a frenare tutto con gli impianti di mitigazione che sono stati creati con le barriere giapponesi, proprio perché non si ripetesse quanto era avvenuto in passato nel 2009, ricordiamo, quando purtroppo 2 persone addirittura persero la vita. Per questo motivo abbiamo chiesto, con questo ci lasciamo, abbiamo chiesto alcune spiegazioni a chi appunto ha in gestione la frana di Cancia, ossia il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrei. La situazione è sempre abbastanza complicata, perché è chiaro che c'è tantissimo materiale da togliere, soprattutto stiamo cercando, e sono state liberate ormai quasi tutte le case, c'è il problema della statale 51 delle Magna che al momento è ancora chiusa. La questione dell'allarme, si lamentano i cittadini che non l'hanno sentito, ha suonato tardi e non ha funzionato. Sì, ho sentito anche questo, ma insomma questo penso che sia alla fine un dettaglio, e forse c'è una versione che dice che forse è andata meglio così, perché se magari fosse scattato e la gente si fosse mossa magari per strada avrebbe potuto rischiare di più. È un tema che dovremmo cercare di approfondire e valutare anche nelle modalità e nelle tempistiche. 50.000 metri cubi, 30.000 fermati, 20.000 sono passati, è un risultato buono, accettabile e deludente? No, accettabile, abbiamo sicuramente mitigato qualcosa che poteva diventare una tragedia, un disastro veramente epocale, perché insomma dall'esperienza di molte persone che l'hanno rivissuta questa è stata sicuramente la colata più forte che sia venuta giù verso Cancia, quindi da questo punto di vista io sono convinto che questa sia stata un'opera importante, imponente. Adesso dovremmo cercare di liberare le vasche, ma anche lì ci vorrà del tempo, in modo che se può capitare nuovamente abbiamo comunque una situazione abbastanza sotto controllo. Poi è chiaro che l'eccezionalità è difficile da gestire. Pensando alle Olimpiadi, fa pensare il potenziale ripetersi di questi avvenimenti? Ma no, durante il periodo invernale penso che questo è un problema che non sussista. Mi pare che insomma adesso noi ci confronteremo anche con degli esperti per capire nel dettaglio come stanno le cose, però io penso che l'inverno sia un problema che non sia presente. Ultima cosa, gli studiosi stanno dicendo, qualcuno ha detto, Cancia dovrebbe essere evacuata in maniera definitiva. Ma questo è un grande tema, ne ho parlato ieri con tanti abitanti, è chiaro che lì ci sono affetti, ci sono sacrifici di tanti anni. Se c'è rischio però per la vita. Esatto, quella è la priorità assoluta, e quindi anche questa è una valutazione da fare con attenzione, parlando ovviamente con chi di dovere e trovando poi anche delle soluzioni alternative. È chiaro che in questo momento affrontare questo tema con i residenti diventa molto difficile dal punto di vista emotivo, e quindi è un tema che però dovremmo cercare di affrontare sicuramente. La gente vuole restare là?
Sì, è chiaro, quando uno è legato al proprio paese, al proprio borgo, alla propria casa, magari costruita in tanti anni, ci sta, però è chiaro che la priorità è la vita e se non abbiamo certezze di garantire la sicurezza assoluta è chiaro che una valutazione dovrà essere fatta. Si parla infatti di un'ondata di detriti di 8 metri secondo i geologi, ma ancora da stimare effettivamente quanto è l'ammontare complessivo dei detriti misti a fango che sono scesi dall'Antelao, montagna molto fragile come ci hanno raccontato per tutta la giornata di ieri Cristian Arboet, Stefano Bozzi, oggi Fabio Fioravanzi e sempre Stefano Bozzi a curare la parte tecnica. Continueremo ovviamente ad aggiornarvi su quanto sta accadendo proprio nel Bellunese e poi vedremo anche gli effetti del maltempo su tutta la regione, ma come dicevamo in apertura di prima edizione andiamo a Malcontenta dove c'è collegata la nostra Ilaria Marchiori. Un incendio improvviso nella nottata, una donna a perdere la vita tra le mura della sua casa. Ilaria, buongiorno, cos'è successo questa notte? Sì, buongiorno a te Eddie, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Malcontenta all'angolo tra via Malcanton e via Lago di Bolsena e alle mie spalle la palazzina dove questa notte è esploso l'incendio intorno alle 3. In realtà la parte interessata è la parte superiore dove viveva Chiara Pasquale di 67 anni, viveva da sola. All'interno è esploso questo incendio che non le ha lasciato scampo. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto chiamati da alcuni vicini l'hanno trovata chiusa in uno sgabuzzino con alcuni vestiti attorno probabilmente per proteggersi dalle fiamme ma anche dal fumo che stava divampando e che le impediva di respirare e non c'è stato nulla da fare. Lei probabilmente ha provato a rifugiarsi, non è riuscita a chiamare aiuto, non è riuscita a fare delle telefonate e non sono nemmeno riusciti a salvarla. Viveva appunto all'interno dell'appartamento da sola. Negli appartamenti sottostanti altre persone che sono state fatte evacuare immediatamente, ma poi questa mattina sono potute tranquillamente rientrare nei loro appartamenti. Con tutta probabilità la causa è stato un cortocircuito. Ora tutti gli accertamenti dei tecnici specializzati cercheranno di capire, di verificare da dove possa essere scaturito. Quel che però è certo è che per Chiara Pasquale non c'è stato nulla da fare. Qui da Malcontenta è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria per questi aggiornamenti. Ovviamente non mancheremo anche qui nelle edizioni della sera di entrare nel dettaglio e capire se ci sono appunto delle cause più certe che hanno scatenato le fiamme nella notte nell'abitazione di Malcontenta dove ha perso la vita questa 67enne. Noi ci colleghiamo, continuiamo a parlare di maltempo come già annunciato, siamo all'Onigo, per noi la nostra Luisa Bertini. Bomba d'acqua e raffiche di vento. È iniziata anche nel Vicentino la conta dei danni dopo il temporale di ieri pomeriggio. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Intanto ringrazio il sindaco Giacomello per essere con noi. Siamo all'Onigo, al parco dell'ippodromo. Come vedete qua un albero che ieri è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento, una bomba d'acqua che si è concentrata in 20 minuti e anche la via che è alle nostre spalle, che è via Roma, che adesso vedete completamente asciutta, ieri era invasa completamente da questo fenomeno improvviso che ha portato diversi quantitativi di acqua. Infatti anche sui social si rincorrono poi i vari video che testimoniano appunto quella che ieri è stata la furia dell'acqua, in compagnia con il sindaco proprio per parlare di cosa è successo ieri, quindi la strada invasa dall'acqua, anche il comando della polizia locale con l'acqua negli scantinati. Sì, abbiamo avuto 3 fenomeni in modo contemporaneo purtroppo, che sono stati raffiche di vento violentissime, una bomba d'acqua per circa 20 minuti di 50 millilitri d'acqua, millimetri d'acqua,
e qualche fenomeno di grandine, per fortuna abbastanza contenuto. Per quanto riguarda la bomba d'acqua, abbiamo avuto l'allagamento di via Roma, purtroppo è un problema ricorrente su cui abbiamo anche deciso di intervenire, ma sarà un intervento molto invasivo, perché stiamo parlando di un sistema fognario che è degli anni 70-80, che è assolutamente inadeguato, senza separazione acque bianche e acque nere, e bisognerà rifarlo completamente per sistemare la via. Abbiamo avuto poi problemi e su questo, scusate, abbiamo già fatto intervenire Acque del Chiampi, abbiamo già il progetto in modo tale da poter partire appena la situazione ce lo consentirà. Per quanto riguarda l'allagamento, abbiamo avuto allagamento nella caserma della Polizia Urbana e altri fenomeni di allagamento su alcune strade collinari, in particolare via Corrubbio, che è un'altra strada critica, come che sappiamo. Per quanto riguarda la grandine, per fortuna pochi danni, però ci sono stati in via Trassegno. E per quanto riguarda invece gli alberi, abbiamo questo albero che è un frassino secolare del nostro parco ippodromo, che è stato spezzato, è caduto proprio il ramo maestro, quindi il ramo principale, e quindi è diventato ineludibile doverlo tagliare. Adesso voi state continuando il sopralluogo qui al parco dell'ippodromo, che per tutta la giornata di oggi resterà chiusa. Sopralluogo anche per quanto riguarda proprio gli alberi. Lei mi diceva là nell'area del parco giochi probabilmente ne taglierete altri. Sì, in realtà noi questo sopralluogo l'abbiamo fatto ancora l'anno scorso, abbiamo esaminato tutte le piante del parco ippodromo, l'abbiamo fatto per tempo perché è un parco monumentale che è protetto dalla sovrintendenza e quindi qualsiasi operazione deve essere autorizzata dalla sovrintendenza delle Belle Arti, e questa pianta, questo frassino che è caduto era già stata attenzionata, era stato proposto un intervento che non sarebbe stato comunque risolutivo. Abbiamo qualche altra criticità che era stata sollevata anche se in modo molto più labile, proprio attorno al parco giochi dei bambini, e su questo, visto anche questo evento qua, io ho già dato disposizione di intervenire, al di là del fatto che non abbiamo ancora l'autorizzazione della sovrintendenza. E poi ci sono stati anche altri alberi in altre zone? Sì, abbiamo avuto un albero che è caduto in piazza 25 aprile e oggi pomeriggio verrà sistemato anche quello. Ecco, l'unica cosa, diciamo, positiva in tutto questo disastro è che non c'è stato nessun danno alle persone. Abbiamo avuto danno a 2 macchine proprio qui in questa zona, perché l'albero è caduto sopra 2 macchine, siamo coperti dall'assicurazione ovviamente, e poi l'altra cosa positiva è che la reazione delle squadre del comune è stata immediata. Abbiamo avuto 3 squadre della protezione civile che sono intervenute immediatamente, 2 squadre della polizia urbana che sono intervenute immediatamente, gli operai del comune che sono intervenuti, l'ufficio ambiente e l'ufficio lavori pubblici che sono intervenuti, quindi la disponibilità e la reazione è stata praticamente immediata. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Da Lonigo è tutto. Grazie Luisa, grazie anche al sindaco per questi aggiornamenti, e ci collegheremo tra pochissimo dal Padovano, da Servazzano Dentro sempre per fare la conta dei danni. Nel frattempo chiedo alla regia se è possibile mandare in onda il servizio sempre del Vicentino con il nostro Daniele Garbin per capire, insomma, nella zona del Valdagno quali sono stati e com'è l'entità dei danni, il giro fatto con la Protezione Civile. La Commissione della Protezione Civile Nazionale è inviata dal Governo in sopralluogo nei comuni della Vallata del Lagno. Sfiora i 40 milioni di euro la stima iniziale dei danni per il maltempo del 17 aprile scorso. Incalcolabile poi il valore della perdita di 2 vite umane a Valdagno nella voragine del Ponte dei Nori.
I primi cittadini sono andati fino a Roma dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci per chiedere lo stato di emergenza regionale, indispensabile per ottenere risarcimenti e ristori. Oggi i tecnici hanno visionato i luoghi maggiormente colpiti ad Arzignano, Cornedo e Valdagno. Siamo qui ad elencare tutta la situazione appunto dell'intero territorio, quindi faremo prima appunto un incontro qui presso gli uffici con un'illustrazione dettagliata e poi faremo i sopralluoghi in diversi siti. Sono 39 milioni e 200 mila euro per quanto riguarda la stima dei danni appunto comune a tutti. Poi abbiamo 4 milioni e 400 mila euro di private attività commerciali e 9 milioni e 800 mila euro di altri enti, provincia, genio civile, servizi forestali. Le attività per la cernita ufficiale dei danni proseguiranno domani a Trissino e Progliano. Questa mattina i tecnici della commissione hanno iniziato da Recoaro Terme, comune che come gli altri ha impiegato ed esaurito tutti i fondi di somma urgenza disponibili. Per il nostro comune sono cose proprio a spanne, perché poi si scoprono dopo i danni, ma siamo solo di 4 milioni e 300 mila euro di interventi necessari e prioritari. Poi ci sono altri interventi che lì sarà competenza dei lavori forestali, del genio civile, che anche oggi abbiamo fatto vedere le vallette che condizioni sono, e noi non possiamo intervenire, sia perché l'aspetto economico, la parte economica non l'abbiamo, ma anche perché non è competenza nostra. E vorrei dire che i danni che abbiamo subito quest'anno sono stati causati in particolar modo dalle vallette non curate. Oggi abbiamo appunto questi sopralluoghi e poi siamo in attesa di avere appunto questo riscontro, quindi la nostra speranza è appunto del riconoscimento dello stato di emergenza. Questo. Speriamo il prima possibile, è fondamentale intervenire quanto prima e dare la risposta a tutti i cittadini che stanno aspettando una risposta positiva. E mentre attendiamo il collegamento con la nostra Valentina Visentin per capire la situazione nel Padovano dopo il maltempo di ieri, continuiamo invece con la cronaca. Questa volta arriva dal Trevigiano. Il quartiere di San Liberale a Treviso è sotto shock per la morte prematura della piccola Agata Moro, di 10 anni appena, stroncata da un malore mentre era nella vasca da bagno. Domani alle 15:30 i funerali. La tragedia si è consumata lo scorso 8 giugno. L'autopsia ha accertato la morte per cause naturali ed ha escluso eventuali responsabilità di terze persone. Il dramma sotto gli occhi dei genitori, nulla da fare per la piccola nonostante le prolungate manovre di rianimazione effettuate dai medici e la corsa disperata al Cafoncello di Treviso, dove è stato dichiarato il decesso della bimba. Così dunque da Treviso invece arriva una notizia dal Veronese. La polizia locale ha scoperto infatti un laboratorio artigianale dove venivano costruiti con la stampante 3D taser elettrici e tirapugni in fibra di carbonio che poi venivano venduti. 3 minorenni sono stati denunciati. La scoperta è stata del tutto casuale perché durante un controllo i vigili hanno fermato 2 giovani trovati con un tirapugni e un taser elettrico ed è stato poi accertato che gli oggetti erano stati costruiti con una stampante 3D in fibra di carbonio. I vigili hanno quindi perquisito la casa di un altro minorenne che custodeva altri 3 taser e 4 tirapugni che erano stati appena stampati. Così dunque da Verona. E noi siamo nel Padovano. Il processo a carico di Diletta Miatello, l'ex vigilessa di San Martino di Lupari, che nel dicembre del 2022 uccise i suoi genitori. La pena è stata ridotta in appello perché i giudici hanno accolto alcune attenuanti. Vediamo quali. Uno sconto di pena di 4 anni e 6 mesi rispetto alla condanna inflitta in primo grado a Diletta Miatello, la 53enne che il 26 dicembre del 2022 massacrò i genitori nella loro abitazione di San Martino di Lupari. La Corte d'Appello di Venezia ha accolto le richieste di concordato presentate nelle scorse settimane, fissando la pena definitiva a 23 anni e 6 mesi di reclusione rispetto ai 28 stabiliti in primo grado. La difesa della donna aveva chiesto un azzeramento della pena per la malattia mentale diagnosticatale, ma alla fine è stata concordata solo la riduzione della condanna. L'ex vigilessa, che per anni aveva prestato servizio ad Asola, aveva ucciso i genitori in casa. La madre, Mariangela Sarto, 84 anni, colpita con un oggetto contundente mentre era a letto, è morta subito. Il padre, Giorgio Meatello, 89 anni, aggredito invece mentre era bloccato in divano dopo un intervento, è morto dopo 2 mesi di agonia a seguito delle ferite riportate. I rapporti tra Diletta Miatello e i genitori erano molto tesi a causa di contenziosi
continue richieste di denaro. La donna, dopo l'omicidio, aveva tentato la fuga in un motel poco lontano nel Vicentino, ma era stata arrestata. Da allora si trova nel carcere di Trento. In primo grado era stata condannata in sede civile anche ad un risarcimento di 100.000 euro alla sorella minore e di 15.000 euro alla nipote. E allora rimaniamo così nel padovano con il bilancio del maltempo di ieri con la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, noi siamo a Selvazzano dentro, nel parco di Villa Cesarotti. Selvazzano, come la zona ovest della provincia, tra le più colpite da questo nubifragio che si è abbattuto ieri pomeriggio anche sulla città. Pioggia fortissima, ma soprattutto le raffiche di vento che hanno causato molti problemi agli alberi, tanti i rami spezzati caduti lungo le strade e anche alberi caduti, come in questo caso. Noi siamo proprio nel parco di Villa Cesarotti e vedete alle nostre spalle alcuni danni che sono stati provocati dalla pioggia. Qui con me c'è il sindaco Claudio Piron per fare un bilancio degli interventi che sono stati fatti in queste ore. Com'è la situazione? Beh, innanzitutto la serenità, perché nessuna persona è stata colpita dal fortunale e dagli alberi o dai rami e da altri pericoli, quindi questo è un punto molto importante. Abbiamo subito ieri sera allertato Protezione Civile, Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i dipendenti del comune, anche gli assessori, il sottoscritto. Siamo usciti una ventina di persone per affrontare intanto le emergenze che erano liberare 4-5 strade dalla caduta di alberi che erano proprio attraverso le strade, e quindi anche grazie all'aiuto di alcuni cittadini abbiamo tagliato, abbiamo sramato e riposto nella parte del marciapiede o lato strada questi grossi tronchi. Oggi, e quindi ieri sera alle 9 di sera, alle 21 tutto era sistemato. Oggi stiamo ripulendo, stiamo tagliando i tronchi per portarli via. Etra sta uscendo per spazzare le strade, innanzitutto perché sono pieni di foglie, di fiori, di inflorescenze, e quindi chiedo scusa perché siamo continuamente sotto pressione, e quindi stiamo ripulendo perché siano sicure le strade. Credo sia importante fare un appello ai cittadini di stare molto attenti sui marciapiedi davanti alle case, perché c'è molto materiale che si è depositato, è ancora umido, bagnato, e scivolare è veramente un attimo, farsi male. Quindi Diceva sindaco, anche è importante fare una mappatura degli interventi. Adesso ci sono state fatte le urgenze, ma anche poi nei prossimi giorni di quelle situazioni che sono un po' a rischio. Sì, stiamo uscendo anche oggi per vedere con i tecnici i giardini e i parchi pubblici. Abbiamo già avviato ancora mesi fa una mappatura di tutte le piante che abbiamo ad alto fusto. Ad oggi sono registrate più di 7.000 alberi ad alto fusto, quindi un patrimonio enorme, inestimabile, che richiederà un lavoro veramente molto molto lungo per sfrondare, per sistemare, per vedere se ci sono piante morte o che sono pericolose. E poi stiamo facendo la mappatura di tutto il verde, questo per avere la possibilità di programmare il più possibile gli interventi. Stiamo anche sostituendo le caditoie nelle strade, abbiamo già avviato questo lavoro mesi fa, perché i tombini vecchi vengono coperti dalle foglie, quindi stiamo tentando di utilizzare gli ultimi ritrovati per fare in modo che l'acqua possa defluire comunque senza creare danni e gli allagamenti che si vedono poi nelle strade. Sarà un lavoro lungo perché sono più di 140 km di strade, altrettanti di marciapiedi e poi, ripeto, 7.000 piante che vanno manutentate, più i parchi, i giardini, come stiamo vedendo, che hanno bisogno di molto lavoro. E sono lavori necessari, visto che ormai ci dovremo abituare a queste piogge che sono magari meno frequenti, ma quando arrivano sono di grande impatto, perché anche ieri la pioggia in pochi minuti è scesa copiosa, e soprattutto è stato il vento quello che ha provocato danni maggiori, non solo qui a Selvazzano dove ci troviamo, ma anche a Padova città, dove sono stati numerosi anche gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere alberi che sono finiti in mezzo alla strada. Guardiamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio.
Una bomba d'acqua prevista, forte, intensa e con il vento che ha sferzato l'intera provincia. Il violento temporale di ieri era atteso nel Padovano. La pioggia poi è proseguita fino a notte fonda. Decine gli alberi e rami caduti che hanno provocato disagi alla circolazione delle auto. La situazione più critica tra Padova e Selvazzano, una sessantina in totale gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli arbusti divelti dalla forza del vento. Un albero ha chiuso per qualche ora via Alberto Magno a Padova. Problemi anche in Corso Australia e Montà per grossi rami che si sono spezzati e sono caduti sulla carreggiata. A Selvazzano alberi caduti. Nel comune c'è stato anche un blackout. Allagata via dei Colli in zona Brusegana a Padova, da sempre la zona più critica, che viene messa in sicurezza dall'apertura del bacino di laminazione adiacente alla tangenziale. Qualche garage interrato, allagato in zona Arcella. Per fortuna non ci sono stati feriti e la situazione già in serata era tornata alla normalità. Chiudiamo così la lunga pagina dedicata al maltempo di queste ultime ore in tutto il Veneto. Noi ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, tra poco ancora poi con la cronaca. Siamo tornati in diretta con la prima edizione, martedì 17 giugno. Insomma, noi continuiamo con la cronaca che arriva dal territorio, la cronaca giudiziaria che ci porta nel Trevigiano, lo ricorderete, per l'omicidio di Bleda Ardedia, l'omicidio di Paderno del Grappa, avvenuto ormai più di un anno fa. Un percorso psicologico e una messa alla prova per l'assassino, il giovanissimo, allora minorenne, accusato di aver ucciso il 39enne di origini albanesi. Il giovane, che da aprile si trova in una comunità protetta, rimarrà nella struttura per i prossimi 3 anni. Non tornerà in carcere, ma dovrà affrontare un percorso di recupero psicologico e lavori socialmente utili. È questo l'esito del processo penale sospeso per valutare la messa alla prova a carico del ragazzo minorenne al momento dei fatti, ma che oggi ha compiuto la maggiore età. Accusato di aver accoltellato a morte Bleda Ardedia, il 39enne di origini albanesi, trovato morto la mattina del 21 gennaio del 2024 in un boschetto a Paderno del Grappa. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza della zona, avevano portato all'arresto del ragazzo, al quale era stata contestata anche la premeditazione. Ad incastrarlo i freni che lo avrebbero immortalato nella zona mentre si stava allontanando a piedi. Lungo quella strada aveva chiesto poi il passaggio ad un automobilista, ma soprattutto non era passata inosservata ai militari dell'Arma la visita a cui il ragazzo si sarebbe sottoposto presso il pronto soccorso per farsi medicare un taglio tra il pollice e l'indice che gli stessi investigatori avevano ritenuto fosse stata provocata dal coltello usato per l'omicidio. Arma che non fu mai ritrovata. Dunque per lui è stata concessa la messa alla prova. La prima verifica sul programma avverrà il 16 ottobre. Secondo il perito psichiatrico del giudice, l'allora 17enne reo confesso, la capacità di intendere al momento dei fatti era integra, mentre quella di volere grandemente scemata. Durante l'udienza presenti in aula l'imputato e i suoi genitori, oltre ovviamente al difensore l'avvocato Elisa Berton. Il legale dei familiari della vittima, l'avvocato Guido Galletti, si riserverà un'azione civile attesa a risarcimento. Difficile per la famiglia di Bleda Ardedia accettare che il ragazzo non sconti la pena in carcere. Puoi immaginare che ovviamente la sensazione, perché poi i tecnici sanno il significato degli istituti processuali e sono perfettamente consapevoli di quelli che possono essere gli esiti di un procedimento. Anche di fronte al tribunale per i minorenni, la famiglia, ovviamente la sensazione è quella di fatto di un'impunità. Una vicenda che aveva scosso la comunità di Paderno del Grappa. Così dunque dal Trevigiano ci spostiamo invece a Venezia. Era a bordo di un barchino un giovane che ha affiancato e danneggiato un mezzo Ali Laguna al termine di una lite sul moto ondoso e sulla mancata precedenza il battello ha dovuto sospendere la corsa e far scendere i passeggeri in attesa di un mezzo sostitutivo.
2 colpi con l'ancora e il vetro va in frantumi. Il video ha fatto il giro dei cellulari di tutta Venezia. Siamo alle fondamenta 9. La discussione tra il conduttore di un barchino e un mezzo di Alilaguna, iniziata dalle parti della Certosa, degenera fino a quell'atto conclusivo, sintetizzato giuridicamente come danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, nella denuncia che i carabinieri del nucleo natanti del Comando Provinciale di Venezia hanno formalizzato al 29enne. La discussione sarebbe stata causata dal moto ondoso provocato dal mezzo Alilaguna e pare anche da una mancata precedenza. L'episodio è avvenuto poco dopo le 19 di domenica. I carabinieri sono intervenuti all'imbarcadero ACTV delle fondamenta 9, dove il mezzo, con a bordo una quarantina di passeggeri provenienti dal Lido, aveva attraccato a seguito del danneggiamento. Le indagini e in particolare la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona hanno permesso di identificare il presunto responsabile e formalizzare la denuncia. Ancora a Venezia è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver infranto a testate il vetro del triage del pronto soccorso di Chioggia. Protagonista un giovane con meno di 30 anni che, lamentando mal di denti, era arrivato in stato di alterazione senza voler fornire le proprie generalità. A fronte della proposta in un primo intervento con trattamento antalgico, il paziente aveva sulle prime dato l'impressione di voler lasciare la struttura, per poi invece tornare verso il triage colpendolo con una testata, infrangendolo. Nessun contatto tra il personale e la persona che ha dato in escandescenze, che è stata fermata dall'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. A Venezia una giovane è stata salvata invece da un violento pestaggio dal capo gabinetto dell'autorità portuale Stefano Bonaldo. Racconta il suo intervento in pieno giorno in Sestriere San Croce, con l'amarezza di chi non ritiene più sicura la sua città. Trovo che sia una cosa assolutamente allucinante nel pieno del giorno, perché era quasi poco prima di mezzogiorno, in una calle che poteva essere trafficatissima, in una zona assolutamente trafficata da cittadini e turisti. Vedere una cosa di questo tipo mi dà la sensazione che la sicurezza in città non sia assolutamente garantita. Stefano Bonaldo ha salvato una ragazza da un pestaggio in strada in pieno giorno nel cuore di Venezia. Ha avuto il coraggio di intervenire dopo aver visto la violenza manifestarsi improvvisamente davanti ai suoi occhi nella tranquillità di una domenica mattina come tante. Poco dopo aver notato un uomo sulla Trentina e una ragazza di una decina di anni più giovane rincorrersi, ha sentito delle grida molto forti provenire da una calle. Sono entrato in quella calle e ho visto pochi secondi dopo quella che è stata la scena, una delle scene più brutte alla quale abbiamo mai assistito in vita mia, cioè di lui che si accaniva contro questa donna, questa ragazza, e lei riversa a terra e lui la prendeva a calci al corpo e a testa. Sono stati attimi concitati in cui la priorità era fermare l'aggressione. Quest'uomo che era completamente fuori controllo, completamente fuori di sé nell'atteggiamento. Mi ha dato l'impressione che fosse sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti. Beh, sicuramente non era in condizioni normali. Ha cercato di colpirmi varie volte, una volta ci è riuscito, mi ha tirato uno schiaffo che mi ha fatto cadere a terra gli occhiali. Era italiano? Entrambi italiani, secondo me entrambi veneziani. A quel punto la confusione aveva attirato altre persone e l'aggressore ha deciso di desistere e darsi alla fuga. Stefano Bonaldo, che di professione è capo di gabinetto del presidente dell'autorità portuale, si è lanciato all'inseguimento in contatto con le forze dell'ordine. In una calle vicina a quella dove è avvenuta l'aggressione ha trovato delle transenne che delimitavano un cantiere, una zona di cantiere, ha cercato di sradicarne, di sgarcionarne una per tirarmela addosso. A quel punto la situazione è cambiata, nel senso che lui ha cominciato a correre molto velocemente per scappare da me. L'aggressore è fuggito, ma a questo punto non dovrebbe essere difficile identificarlo. Nel frattempo sul posto erano intervenuti i carabinieri e i sanitari che hanno preso in cura la ragazza. Da veneziano particolarmente innamorato della mia città e sempre convinto che la città fosse un posto in cui la qualità della vita e la sicurezza fossero dei paradigmi inviolabili, trovo che sia una cosa assolutamente allucinante. E si è avvalso della facoltà di non rispondere Mohamed Diarra, il 31enne del Mali, arrestato dai carabinieri per aver tentato, armato di coltello, di stuprare una ragazza di 27 anni che si trovava da sola nei giardini pubblici di Cadiedo a Oderzo, nel Trevigiano. L'uomo, difeso dagli avvocati Giorgia Cenedesi e Alessandra Rec, è comparso ieri davanti al GIP Piera De Stefani, ma si è chiuso nel silenzio. Il pubblico ministero Barbara Sabatini ha chiesto che il 31enne
25enne resti in custodia cautelare nel carcere di Treviso. Non è escluso che venga disposta anche una perizia psichiatrica. L'uomo avrebbe gravi problemi legati alla sua salute mentale nei cui confronti erano stati eseguiti dei trattamenti sanitari obbligatori. Urta uno scooter e fugge senza soccorrere la conducente, denunciato un 25enne di origine romena, rintracciato dai carabinieri dopo poche ore dall'incidente. Ha investito una donna in scooter e si è dato alla fuga senza prestare soccorso. È quanto accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21 a Sacile, lungo la strada statale 13, all'altezza dell'incrocio con via Trento. Secondo quanto ricostruito alla guida di un Opel Corsa c'era un cittadino rumeno di 25 anni. Il giovane, per causa ancora in fase di accertamento, ha urtato uno scooter su cui viaggiava una donna di 49 anni, residente a Conegliano. L'impatto l'ha fatta cadere sull'asfalto, mentre l'automobilista ha proseguito la marcia, allontanandosi dal luogo dell'incidente senza fermarsi a prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le sue condizioni non sarebbero gravi, i medici hanno emesso una prognosi di 5 giorni. Nel frattempo i carabinieri si sono messi subito al lavoro per ricostruire l'accaduto e risalire al conducente della vettura. Le indagini hanno portato all'identificazione del 25enne residente a Treviso, che è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale. Apriamo la pagina della politica, ci colleghiamo in diretta da Treviso con la nostra Elena Dal Forno. Una Lega che scalda i motori per le regionali e che ipotizza i primi nomi alle candidature. C'è per noi appunto la nostra Elena Dal Forno, che vedo in compagnia dell'assessore e vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, il cui nome sarebbe anche uno tra queste ipotetiche liste. Elena, buongiorno. Buongiorno a te Edi, buongiorno a tutti i telespettatori e telespettatrici di Antenna 3. Siamo qui con il vice sindaco Alessandro Manera e Tommaso Migotta alla parte tecnica. Allora, vice sindaco, una Lega che scalda i motori. Ieri sera c'è stato questo direttivo a 90, il suo nome tra quelli papabili, insomma, nelle liste che si ipotizzano. Sì, papabili, di solito uno entra cardinale e ci resta anche, no? Io avevo già detto che insomma, in 2 anni ho fatto 2 campagne elettorali, prima per le comunali, poi per le europee, anche abbastanza impegnative, e ci tenevo alle europee soprattutto perché erano compatibili col mio ruolo a vice sindaco. Non ho ricevuto richieste, è chiaro, mi fa piacere perché quando fanno il tuo nome vuol dire che insomma, qualcosa di buono hai fatto o perlomeno la gente ti segue, però ecco, fino adesso io avevo già detto che avrei evitato le regionali per il fatto che insomma 3 campagne elettorali in 3 anni sono come Forrest Gump, sarei un po' stanchino, quindi magari me la evito questa. Ecco, diceva il vice segretario Stefani che la Lega ha fatto 3.000 tesserati in più, ci saranno 1.000 gazebo, si scaldano i motori, ecco, però che campagna sarà? Beh, intanto sono contento dei 3.000 tesserati in più e questo dimostra un partito molto vivo, e qua bisogna ringraziare il segretario Stefani che da quando è stato eletto ha fatto un grande lavoro di ridare linfa al nostro partito anche con temi molto diversi, anche sul tema ambientale, digitale. Abbiamo trovato tanti temi che sono nostri peraltro da amministratori, però magari come partito magari le persone non le sentivano come nostri. Quindi io sono contento di questo e probabilmente queste tante tessere nuove sono legate alla forza degli amministratori, ma anche al grande lavoro del segretario che sta lavorando veramente tanto, lo dico sinceramente. Ecco, ci sono programmi, però non ci sono ancora i nomi, non c'è neanche la data delle elezioni. Sì, questo non è il mio ruolo, qualcuno deve darci la data delle elezioni, un candidato, e a quel punto si faranno le liste, credo. Quante liste saranno ancora non lo sappiamo, quindi la cosa si complica. Però io credo che a breve questo dovrà avvenire, perché poi ci sono i tempi tecnici della democrazia, perché non siamo solo noi, ci sono altri gruppi, altri partiti che magari vogliono entrare in questa campagna elettorale. Diciamo, dall'altra parte a noi danno tanti candidati, dall'altra parte si defilano tutti, e quindi mi fa anche un po' sorridere che poi la palla arrivi da questa parte. Terzo mandato, vice sindaco, ultima domanda, non posso non fargliela. C'è un'apertura, ma i tempi sono forse molto stretti. Beh, qui bisogna capire il tecnicismo parlamentare, io questo non lo so, ho sentito più volte pareri contrastanti.
se si deve fare che si faccia, ma qui la palla passa al Parlamento, e anche il segretario Stefani è un parlamentare, ma ci sono tanti parlamentari che discutono di questo. Considerando la pausa estiva, credo veramente, dovendo fare penso il giro Camera e Senato e anche firmato dal Presidente della Repubblica, sono molto ristretti. Se è possibile che lo facciano, ma che lo facciano, ecco, non ne discutiamo tanto, perché altrimenti giustamente, anche se qualcuno si deve preparare per avere questo ruolo, e ripeto, tanti vogliono dare la presidenza della regione a tante persone, ma è un ruolo complicato, non è così semplice che si faccia subito. Però io sono contento di questo fermento, perché la cosa peggiore sarebbe stata fare una campagna elettorale piatta, ecco, questo secondo me per la democrazia non va mai bene. Ma parliamo anche di contenuti, che magari scaldiamo anche il cuore delle persone. Ecco, mi sembra una proposta abbastanza importante questa di cominciare a parlare di contenuti. Edi, se hai qualche domanda, altrimenti vi restituisco la linea. Grazie Elena, intanto bene così, insomma abbiamo visto una Lega che si sente già pronta per la corsa verso le regionali che come già diceva Elena non hanno ancora una data certa e c'è questa ipotesi ancora terzo mandato, ma intanto appunto la Lega si ritrova e si discute all'interno insomma su chi far correre in questa partita. Continuiamo invece noi con la cronaca, lasciamo da parte per un momento la politica. È iniziato ieri il processo per una coppia accusata di stalking, minacce alle maestre e danni a un asilo di Quinto di Treviso. Il motivo: i piccoli alunni facevano troppo rumore. Il vociare dei bambini li avrebbe molestati al punto da mettere in atto da aprile del 2022 al giugno dello stesso anno atti persecutori nei confronti dell'amministratrice e legale rappresentante di un micronido di Quinto. La coppia protagonista, moglie e marito, è così finita a processo per i ripetuti atti vandalici sulle strutture e per le molestie che avrebbero inflitto anche ai danni di alcune operatrici. I due coniugi, difesi dall'avvocato Michela Sabatini, entrambe 55 anni, devono rispondere, oltre che di stalking, anche di getto di cose pericolose. Sull'uomo, invece, anche un'accusa di danneggiamento. Nel Bassanese ora la spiaggetta della morte, così chiamata, di Campo San Martino, il consigliere regionale Luciano Sandonà ne propone la chiusura. Sentiamo perché. La proposta è molto semplice, è quella di inibire l'entrata. Di inibire l'entrata non è di difficile realizzazione, di inibire l'entrata per far venire meno questo problema che è diventato gravissimo negli ultimi 2 anni. Così il consigliere regionale Luciano Sandonà, che propone la chiusura di quella che è stata denominata la spiaggetta della morte, teatro di tragici episodi di cronaca. Siamo a Campo San Martino, dove sulle rive del Brenta, soprattutto d'estate, si riuniscono tantissime persone per trascorrere qualche ora di refrigerio, purtroppo non tenendo conto della pericolosità delle acque insidiose del fiume che solo l'anno scorso hanno inghiottito 2 giovani. Nonostante il divieto di balneazione, la gente continua a tuffarsi, non rendendosi conto del rischio che corre. Molte persone di quelli che vanno non sanno dei pericoli del Brenta, solo per la maggior parte, per non dire per la quasi totalità degli stranieri, che non conoscono la storia del Brenta e le insidie e i pericoli di quel tratto del Brenta in quel punto esatto. Sandonà ben conosce questi posti, essendo cresciuto proprio in quell'area, tanto che domenica pomeriggio ha invitato le persone che erano entrate in Brenta a uscire, preoccupato per la loro incolumità. Li ho allontanati personalmente all'acqua, però poi ho chiamato anche la forza pubblica per farli uscire. Sono contro il sistema sanzionatorio vero e proprio delle persone che entrano in acqua, però bisogna che questi si rendano conto del pericolo che corrono. C'era ancora decina di persone in acqua? Sì, fra cui delle persone a metà spiaggetta che erano addirittura che avevano formato una catena umana e entravano fin dentro il Brenta, fino a metà Brenta, una cosa inverosimile e pericolosissima. Ribadisce quindi un'azione forte che il Comune e il Genio Civile devono intraprendere assieme, al di là di cartelli e divieti troppo spesso non rispettati. Andiamo a Valdobbiadene, è stato trovato senza vita in casa sua e il suo cane l'ha vegliato per ore, mentre è di domenica dal Pago la tragica fine del 67enne di Nervese della Battaglia, morto durante un'escursione. Anche in questo caso il suo piccolo amico a 4 zampe è rimasto a lungo vicino al suo corpo.
In 2 angoli diversi del Veneto, nel giro di poche ore, si sono consumate 2 tragedie che raccontano però l'amore e la fedeltà che i cani dimostrano nei confronti dei loro padroni. Un affetto smisurato che non conosce confini. A Valdobbiadene, in un appartamento di via Roma, Luigi Daldin, 78 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A lanciare l'allarme sono stati gli assistenti sociali del comune, preoccupati per il suo silenzio e impossibilitati ad accedere all'abitazione. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, un medico e un'infermiera del SUEM sono riusciti, grazie all'aiuto di un vicino e a una scala a pioli, ad arrampicarsi fino a una finestra del bagno al primo piano. Una volta entrati, si sono trovati davanti a una scena struggente. Accanto al corpo dell'uomo, ormai privo di vita da diverse ore, c'era il suo cagnolino fermo al suo fianco. Non abbaiava, non si muoveva, vegliava, con una pazienza e una fedeltà che hanno toccato il cuore di tutti i presenti. Nessun rumore, nessuna richiesta d'aiuto, solo l'attesa silenziosa, forse la speranza che il suo amico si svegliasse. Poche ore dopo, un'altra scena analoga si è consumata sui monti di Chiesta al Pago. Walter Affori, 67 anni, residente a Nervesa della Battaglia, è stato trovato senza vita in una raduna a Pian dei Tac. Anche lui, stroncato da un malore, si è accasciato mentre era in compagnia del suo pastore boemo, ed è stato proprio il cane a lanciare l'allarme abbaiando quando 2 giovani escursionisti si sono visti venire incontro l'animale agitato lungo il sentiero del Guslon. Hanno intuito che qualcosa non andava. Il cane si è fermato, si è voltato e ha iniziato a camminare. Li ha condotti fin dove giaceva il corpo del suo padrone, vegliato da ore. Walter è stato per alcuni anni dipendente comunale a Spresiano. Intanto esprimo le mie condoglianze alla famiglia. Walter era assolutamente una persona conosciuta a Spresiano. Si aprono anche tanti pensieri dal fatto che la montagna è sempre insidiosa al fatto che gli animali davvero sono i migliori amici dell'uomo, perché certo. È incredibile anche questa cosa del cane che è andato in cerca di aiuto. In entrambi i casi la morte è arrivata in silenzio, ma non in solitudine. Quei 2 uomini non erano soli, accanto a loro c'erano i loro amici più leali, silenziosi custodi di un amore incondizionato. Non hanno potuto salvarli, ma li hanno accompagnati fino alla fine e oltre, attendendo forse che qualcuno arrivasse, testimoniando così un legame che va ben oltre le parole. Insomma, noi di aiuti e di vicinanza all'altro, a chi è più fragile, parliamo con Davide Meneghini, consigliere comunale di Padova, che vedo collegato. Ciao Davide, buongiorno, ci diamo del tu. Buongiorno a tutti, ciao Edi, grazie mille di questa opportunità. Allora, noi siamo qui con te, Davide, per fare un po' il punto su come stanno gestendo le amministrazioni e avremo un punto di vista poi su Padova, la questione dei cittadini disabili nei loro confini territoriali. Infatti poi iniziamo però a parlare di una questione più generale che riguarda in realtà tutta Italia, perché dal 1° gennaio 2025 il costo delle manutenzioni agli ausili per le persone disabili, parliamo per esempio delle carrozzine, ma sono tantissimi altri, sono completamente a carico di queste persone che hanno necessità. Si parla di batterie per esempio per le carrozzine, di ruote che hanno un costo molto elevato e tante volte supera anche quello della pensione di invalidità che a loro spetta e di cui hanno diritto. Per esempio una batteria per una carrozzina elettrica costa oltre 680 euro. Davide, è un problema e questo l'ha sollevato l'attivista Luca Faccio, l'attivista veneto. È una richiesta di attenzione rivolta direttamente al presidente Zaia, che è stata in qualche modo accolta, ma c'è un rimpallo tra le responsabilità tra il governo e le regioni che insomma a causa di un cambiamento di nomenclatura, ora non entriamo nei dettagli burocratici, ha di fatto posto le persone sole di fronte a queste spese onerose di cui fino all'anno scorso invece si occupavano le aziende sanitarie. Che cosa significa tutto questo, Davide? È un bel problema perché dobbiamo calcolare che il 70% delle persone con disabilità purtroppo non lavora. Questo è un problema perché quindi anche a livello economico purtroppo si affidano sempre alla famiglia e nel migliore dei casi insomma ci sono anche
siamo persone fortunate economicamente, ma quindi si è sempre legati a un sistema familiare. Purtroppo la persona con disabilità, vedendo anche i numeri appunto delle persone che lavorano, in questi casi qui si trovano veramente a farne a meno purtroppo a volte, perché i costi sono altissimi. I costi, come sono stati detti, sono veramente difficili da sostenere se si ha solo in persone in invalidità, e questo la politica deve assolutamente pensarci. Anche i comuni, secondo me, devono fare un ragionamento importante per sostenere quello che magari lo Stato non riesce a fare. Lo stesso vale per le regioni, cioè dove non si riesce sul nazionale bisogna andare a cercare sul tutelare sul locale. Questo significa anche una difficoltà, di fatto lasciar sole queste persone di fronte a queste spese, e proprio Luca Faccio, questo attivista veneto che si batte insomma per i diritti delle persone con disabilità, dice che sostanzialmente le persone disabili sono di fatto lasciate sole, senza la batteria per la propria carrozzina, si resta di fatto anche bloccati nelle proprie case nei casi di disabilità più forte. Questo significa poca inclusione sociale di queste persone a livello sia strutturale che infrastrutturale. Assolutamente sì, purtroppo la disabilità è diventata un problema, nel senso, va bene le tecnologie, va bene l'intelligenza artificiale, però appunto la possibilità di poter andare al cinema, di poter vivere la vita pubblica, diciamo la vita tra virgolette a contatto con gli altri, con questi limiti ovviamente si sente, nel senso, quindi da parte nostra ci vuole una sensibilità, che fortunatamente se ne parla tanto. Ecco, io vedo che c'è una comunicazione positiva nella sostenibilità, ma non è lo stesso per quanto riguarda diciamo i lati attuativi. Ecco, bisogna un attimo cercare di creare delle situazioni in cui la persona con disabilità ha la possibilità di muoversi agevolmente, non soltanto per le barriere architettoniche, ma anche appunto con gli ausili che lo Stato ha sempre dato fino a poco tempo fa. Assolutamente, e tu te ne fai portavoce nel tuo lavoro, tant'è che hai presentato qualche mese fa una mozione per chiedere al Comune un garante per le persone disabili. Che cosa significa questo? Il garante della disabilità c'è in tanti comuni, c'è per esempio a Palermo, c'è a Napoli, c'è appunto in realtà come anche Ferrara qua vicino, e questa figura è una figura di coordinamento, di contatto, cioè le associazioni possono in qualche modo interagire, ma anche le persone con disabilità, e tutte le informazioni, le denunce, le segnalazioni vengono diciamo in qualche modo recepite appunto da questa figura, che dopo in qualche modo dà delle indicazioni, dà delle spinte perché appunto magari vengano trovate delle soluzioni. Ecco, magari anche per quanto riguarda il legislatore, cioè una persona che si trova disabile da un momento all'altro non ha certe conoscenze, certe informazioni, il garante sarebbe servito anche a quello, anche se purtroppo il Comune di Padova il Consiglio Comunale purtroppo non è stata approvata la mia mozione del garante disabilità la settimana scorsa. Questo che cosa comporta? Comporta che cercherò di lavorarci di nuovo, cercherò di lavorarci ancora, perché è una cosa a cui credo, e mi impegnerò ancora e cercherò di capire come poterci muovere anche magari con la provincia, con altre istituzioni sempre del nostro territorio, a cui ci tengo molto, e coinvolgerò anche associazioni, perché sicuramente ecco, il garante della disabilità, come c'è il garante dei detenuti, le sottolineo, per esempio nel caso di Padova, c'è bisogno di una figura che appunto per le persone con disabilità vengano in qualche modo sostenute e anche supportate in tutte le difficoltà che purtroppo ogni giorno incontrano in questa società. Possiamo spiegare a chi ci ascolta nello specifico che cos'è questa figura? Come arriverebbe a fare da intermediario tra le persone e le istituzioni? Sì, allora in certi comuni appunto come Ferrara, sottolineo, prendo l'esempio del caso di successo, ma appunto c'era anche Palermo, c'è anche Savona e altri, è una figura che è un ufficio proprio preposto del comune. È una figura che appunto ha dei poteri di collegamento, cioè per esempio facciamo un esempio pratico, l'assessore ai lavori pubblici deve fare delle manutenzioni, questa figura di garante è di supporto che controlla, insomma, che sia tutto, dà un punto di vista in più, dà un controllo, dà una, come posso dire, una sollecitazione di fare attenzione, insomma, dove magari ci possono essere barriere architettoniche, può essere anche un museo, magari l'assessore alla cultura si segnala una problematica, cioè è una figura di supporto alla giunta comunale che serve appunto nella costruzione di tutto quello che è il futuro a livello innovativo, ma anche a livello di tutto quello che è l'agenda quotidiana di un'amministrazione.
A maggior ragione infatti poi dopo questa nuova nomenclatura che di fatto non fa passare tramite le aziende le spese degli ausili per le persone con disabilità, sarebbe un ulteriore incentivo per andare incontro e mettere in contatto istituzioni, in casomai l'azienda sanitaria in questione e le persone, proprio per risolvere anche problematiche pratiche. Sì, e ricordiamoci che la disabilità ha tante facce, ha tante diversità, quindi anche diciamo che c'è un'associazione magari tu di riferimento, ma ovviamente un'associazione, ripeto, si chiama per questo perché è un'unione di soci e può magari fino a un certo punto un garante all'interno delle istituzioni può fare la differenza, può fare può essere quella figura che cerca di scardinare magari vecchi comportamenti che magari, non per cattiveria, però magari ci sono delle abitudini che nel passato che si avevano e quindi non c'era l'attenzione corretta, basta pensare a tutte le barriere architettoniche che ci sono ora. E quindi diciamo che il lavoro è fondamentale, che tante disabilità, quindi ci vuole anche una figura secondo me che deve essere stipendiata, perché già il fatto che se dovesse essere gratis già togli il valore a questo ruolo che secondo me è fondamentale e che spero che sempre più comuni, tra le altre cose, la cosa positiva, sempre più comuni lo stanno adottando e mi complimento con loro. Certo, insomma una figura istituzionale che di fatto dà voce a chi voce spesso non riesce a trovarla a livello comunitario, cittadino e istituzionale. Sì, assolutamente sì, penso che il lavoro da fare ce n'è tanto, sottolineo, io ho avuto tanti feedback in questi giorni, tanti mi hanno scritto, insomma hanno mostrato le loro perplessità dalla notizia negativa che è uscita e devo dire che appunto dalle persone con l'epilessia alla sclerosi multipla, a disabilità magari anche fisiche, psichiatriche, ecco, ho avuto tanti contatti e devo dire che sono molto dispiaciuti perché appunto diciamo che chi ha una disabilità vive in un mondo proprio è come brancolare nel buio, ecco, molte volte, soprattutto nella fase iniziale di quando si ha una disabilità. Lo stesso vale per le famiglie che non sempre magari hanno gli strumenti, i mezzi per poter supportare il figlio o la figlia nel migliore dei modi, anche a livello di magari agevolazioni, tutto quello che è il mondo della disabilità. È molto complesso, ci vogliono strumenti, ci vuole veramente un lavoro importante. Ecco, diventa anche un lavoro, anche il fatto, faccio un'altra piccola parentesi, ecco, che chi in famiglia ha ovviamente un figlio con disabilità, solitamente uno dei due genitori o lavora part-time o lavora, non lavora proprio, e quindi anche questo provoca della povertà, perché soltanto una figura magari riesce a lavorare, quindi a maggior ragione, ecco, c'è bisogno di supportare chi vive in questa condizione. Assolutamente, allora grazie Davide Meneghini, consigliere comunale di Padova, per aver posto insomma l'attenzione di tanti questo tema che ovviamente non è scontato né banale. Continueremo a parlarne. Grazie Davide Meneghini. Grazie. A presto allora dunque, grazie. Noi intanto ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le notizie da tutto il Veneto, tra poco. Siamo tornati in diretta, prima edizione ancora fino alle 13:30 insieme. Prima abbiamo parlato di elezioni regionali, c'era la nostra Elena Dal Forno collegata da Treviso con il vice sindaco Manera, Alessandro Manera, che sarebbe anche tra queste ipotetiche liste che sarebbero già state scritte in queste ore a un convegno, un direttivo del movimento della Lega 90 Padovana ieri sera, però ancora tutto è interno al partito. Insomma, Alessandro Manera dice cominciamo a parlare invece di cose concrete più che di illazioni o comunque di cose non certe, insomma una questione interna al partito. E così dal lato della Lega, dal lato del PD invece non piace il nome, non piace a tutti, perlomeno il nome dell'ex sindaco di Treviso Manildo, e che non mette appunto d'accordo su interno nemmeno il PD. Da Padova invece arriva una lettera dei circoli che sostiene Vanessa Camani. Anche il centrodestra naviga a vista in attesa di conoscere il destino della questione sul terzo mandato, il servizio di Valentina Visentin.
L'argomento scalda le chat delle varie segreterie provinciali. La scelta del candidato alle regionali del PD sembra destinata ad un percorso tortuoso. La svolta decisiva, o meglio, l'indirizzo da seguire, potrebbe arrivare da una direzione regionale che il Partito Democratico starebbe organizzando. Intanto il nome dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, sembra dividere invece che unire. Ai no della parte veronese del partito c'è anche il disaccordo di Padova. Nella provincia euganea ben 35 segretari di circolo hanno scritto una lettera alla segretaria Schlein, al segretario regionale Martella e alla segreteria provinciale per sostenere la figura della capogruppo in regione Vanessa Camani. Un nome, quello di Camani, già ventilato in passato e che aveva ricevuto anche l'appoggio dell'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato. Dalle segreterie nessun commento ufficiale, così come dalla diretta interessata che comprensibilmente vuole rimanere fuori da eventuali polemiche. La sua figura però è autorevole, piace a parte del territorio padovano. Se nel centro-sinistra la scelta del candidato alle regionali è ancora in alto mare, nemmeno il centrodestra naviga in acque sicure. Il governatore Zaia però non sembra preoccupato dello stallo della situazione sul terzo mandato. Credetemi, veramente non la sto seguendo e penso che sia di competenza strettamente del Parlamento. Il governo si è già espresso, con la forza politica e maggioranza relativa di questo Paese, che è Fratelli d'Italia, e altre forze politiche si sono espresse. Adesso cercheremo di capire quale sarà il proseguio di tutte queste dichiarazioni. Della questione del terzo mandato dipende anche la definizione della data delle elezioni regionali, al momento fissate per l'autunno 2025, ma a questo punto della partita per entrambi gli schieramenti la priorità è trovare un candidato che metta d'accordo tutti. L'escalation, gli attacchi tra Israele e Iran, c'è anche un padovano bloccato con la famiglia proprio a Teheran. La CGIL di Padova lancia l'allarme e chiede alla Farnesina che si mobiliti perché possa far tornare la famiglia in Italia. Un cittadino italiano di origine afghana residente a Padova, Aftab Shinvari, è attualmente bloccato in Iran con la sua famiglia a causa dell'escalation del conflitto con Israele. Lo rende noto la segreteria della CGIL padovana, che riferisce che il 36enne, originario dell'Afghanistan, è da parecchi anni residente in Italia e in possesso della cittadinanza italiana e si trova a Teheran perché, dopo oltre un decennio di impegno e sacrifici, sembrava finalmente giunto il momento di riunirsi alla moglie e ai suoi 4 figli, tutti cittadini afghani, per portarli in Italia. Una situazione ulteriormente aggravata dal fatto che uno dei figli soffre di gravi problemi renali e necessita di urgenti cure mediche non disponibili in loco. La richiesta di visti per i familiari, riferisce la CGIL padovana, era stata presentata all'ambasciata italiana a Teheran e da 10 giorni circa se ne attendeva il rilascio, ma l'attacco di Israele all'Iran ha complicato la situazione. Noi facciamo appello alle istituzioni di comunque vigilare e di dare, come dire, la possibilità non soltanto agli italiani di ritornare, ma anche ai familiari a seguito. Così dunque da Padova a Conegliano sono in arrivo 4 Taser in dotazione alla polizia locale, che ha vigilato anche durante la dunata della Triveneta di Conegliano del weekend, che ha avuto un bilancio estremamente positivo. Vediamo il servizio. Conegliano è la prima città della provincia di Treviso che doterà di taser i propri agenti della polizia locale e ormai manca veramente poco. Intanto anche Mogliano e Treviso stanno mostrando interesse. Conegliano ha già completato l'addestramento del personale e sono stati formati anche 2 agenti che faranno da istruttori per i colleghi. I 4 taser acquistati erano rimasti bloccati alla dogana di Roma per un intoppo burocratico. Era scaduto il nulla osta, rinnovato proprio in queste ore. È partito e per cui mi hanno confermato che nel giro di pochi giorni arriveranno e saranno subito operativi, proprio perché il personale è già formato, quindi si inizia il periodo di sperimentazione così come vuole la norma. Un periodo di 6 mesi durante il quale verranno valutati tutti gli aspetti pratici. Un agente
porta il taser, in pattuglia si va almeno in 2 e l'altro serve da supporto. Comunque entrambi devono essere formati per poter gestire la persona, per poter cercare di posizionare la persona in modo corretto affinché poi nell'eventuale caduta non dovesse avere problemi a sbattere contro qualche oggetto. Intanto si fa il bilancio della Dunata degli Alpini, che ha portato a Conegliano più di 100.000 persone in 3 giorni. La polizia locale ha impiegato 30 agenti, tutti disponibili a turni senza limiti di orario. Qui proprio in comando polizia locale avevamo aperto il COC, il centro operativo comunale, e con una centrale operativa avanzata interforze, quindi si era tutti qui. Un indotto importante per la città, con la scelta commerciale dell'amministrazione di non avere soggetti esterni. Ma bensì di aumentare i plateatici dei bar e dei locali della città affinché si potesse permettere a chi gestisce qui in città il commercio di avere una marcia in più, specialmente in questo periodo dove la crisi si fa sentire. In campo un punto medico avanzato con 8 posti letto, 2 piste d'atterraggio per il soccorso, 8 ambulanze, decine di squadre di soccorso a piedi. Il bilancio è comunque positivo, nessuna violenza, solo qualche malore per il caldo risolto in pochi minuti. Ed è stato positivo il bilancio anche per la nostra emittente, che ha seguito questa 3 giorni in realtà di adunate. Allora vediamo il servizio riepilogativo. Gli alpini tornano dove è il loro cuore e il gruppo Media Nord-Est è ancora una volta con le penne nere per raccontare le emozioni, i volti, le storie, la musica del mondo alpino. Il raduno del terzo raggruppamento conegliano ha portato tutto questo nelle case di oltre 1.600.000 telespettatori nei 2 giorni della radunata del centenario della sezione coneglianese. Il grafico dei dati certificati Auditel conferma che un enorme numero di persone ha seguito il racconto delle celebrazioni dalla tarda mattinata di sabato fino alla grande festa di piazza, con i cori nelle chiese e l'inno nazionale cantato da migliaia di voci in un'unica voce nella scalinata che porta proprio il nome delle penne nere. Una giornata, quella di sabato, che supera negli ascolti certificati Auditel le 760.000 persone raggiunte dalle emittenti del gruppo Media Nord-Est. Domenica mattina poi tutti davanti alla TV, già prima dell'ammassamento ufficiale per la sfilata, con una curva di ascolti altissimi dal passaggio delle prime sezioni fino al gran finale con la consegna della stecca agli alpini di Gemona, organizzatori della prossima Triveneta. Nella giornata di domenica sono oltre 900.000 le persone raggiunte nei dati certificati Auditel, con un grafico che mostra punte altissime durante lo sfilamento e il passaggio degli aerei storici sul serpentone di penne nere. Immagini mai viste prima grazie alla telecamera in esclusiva installata proprio su uno dei velivoli della Prima Guerra Mondiale. Spettacolo e cuore, musica e ricordi, impegno e condivisione dei valori hanno rinnovato ancora una volta il sodalizio fra le penne nere e il gruppo Media Nord-Est, con il sigillo della fiducia e dell'affetto dei telespettatori che hanno deciso di premiare nuovamente l'impegno di chi da sempre porta nelle vostre case lo spirito dell'alpinità, le storie, la vicenda umana e storica degli alpini. Parliamo di alberi in città. È di ieri mattina il taglio di alcuni alberi in strada del Rigo a Mestre, tra chi è d'accordo e chi invece solleva le sue numerose perplessità. Nuovo taglio di alberi a Mestre, questa volta lungo strada del Rigo, nei pressi della scuola elementare Toti. Operazioni che però non sono state gradite da alcuni residenti della zona. Mi viene da piangere a vedere, veramente, osceno. Non si può mettere un cartello dopo 2 giorni tagliare. La gente va informata. Mi sembra abbastanza improbabile che siano arrivati così all'improvviso gli annunci e subito ad abbattere l'albero, solo perché qualche giorno prima è caduto un albero a Piazzale Roma, dall'altra parte della città. O sapevano già da prima che c'era questo tipo di problema oppure lo stanno usando come scusa solo adesso. Non abbiamo neanche avuto il tempo di avere un accesso agli atti, di capire la motivazione e soprattutto di vedere se ci fossero delle strategie alternative per evitare che questi alberi vengano tagliati. Anche perché
qualche anno fa le persone di questo viale avevano chiesto di verificarli e avevano detto che erano sani. Poi c'è stato l'evento della caduta dell'albero in Piazzale Roma e quindi adesso gli alberi sono risultati improvvisamente ammalati. Io sono sicura che loro hanno fatto il loro lavoro e che questi alberi sono realmente malati, lo spero per loro. I timori sono quelli che si voglia cementificare. Lo scopo è molto oscuro perché appunto, come diceva Sabina, qua si parlava di un parcheggio, quindi insomma... Ma non tutti i residenti della zona la pensano allo stesso modo. Ho accolto favorevolmente in quanto è una zona frequentata dalle scuole, dai bambini, dalle famiglie che ogni mattina, ogni pomeriggio vengono a prendere i ragazzini e sicuramente era un po' di anni che andava manutentato il verde e adesso è arrivata questa occasione appunto che sono stati decretati questi alberi con delle problematiche dopo una perizia e dunque sono giunti a tagliarli. Secondo me sia una cosa positiva, anche perché, ripeto, verranno sostituiti con degli alberi più consoni all'ambiente scolastico. Come hanno già fatto anche qualche anno fa, che hanno sostituito con dei tigli che fanno meno sporche e sono più accessibili. C'è gente che si è spaccata le gambe per le foglie in autunno, c'è gente che sta a casa per il polline. Allora è giusto che ci sia queste cose. Lei mi risponde alle macchine. Le macchine sono utili, questa è una cosa che è utile in mezzo ai boschi, non qua. Perché qua crea dei disagi. Purtroppo a maggio ci sono metà scuole elementari che stanno a casa dei bambini perché sono allergici al polline. Poi hanno detto che poi non è che li sostituiscono con delle piante diverse, cioè qui carpini. Il verde resterà. Quindi non c'è nessun problema, non vedo perché questa gente reclami tanto per un albero che butta giù, insomma. Così dunque da Mestre, ma noi andiamo a Padova per la musica perché sono attesi 80.000 fan per i 2 concerti degli Imagine Dragons allo Stadio Euganeo di Padova domani e giovedì, 2 date da 40.000 presenze ciascuna. Al Comune, come per i grandi eventi in calendario, ha previsto un piano viabilità con bus navetta gratuiti per lo stadio. 2 le linee previste, quella 1 che collega l'Euganeo con il parcheggio ex Canova di Via Sarpi e la linea 2 che parte dal Crown Plaza di Limena. Dalla mattina aperto il parcheggio di via Nereo Rocco, disponibile anche per il parcheggio nord su via Due Palazzi e quello del Gran Teatro Geox collegato con un passaggio pedonale allo stadio. Siamo alle notizie che riguardano la programmazione serale delle nostre emittenti. Ring a partire dalle 21 questa sera, condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Gli ospiti saranno Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, Giacomo Nilandi, PD, Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, Luciano Sandonà della Lega. Un spazio dedicato poi a un approfondimento sull'arrivo di Jeff Bezos a Venezia con Simone Venturini, assessore proprio al turismo di Venezia, la nostra collega Ilaria Marchiori, Nicola Ussardi, Comitato No Space for Bezos. E dunque noi chiudiamo così la nostra prima edizione con queste informazioni di servizio. Appuntamento ovviamente ai telegiornali della sera, Ring a partire dalle 21, subito dopo la sigla come sempre, le previsioni del tempo e la programmazione invece del pomeriggio. Grazie a tutti per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.